Direttore, lei parlava di un cambio importante che bisogna fare, un cambio di paradigma degli uomini verso le donne. Di cosa si tratta? Rifarsi ai modelli precedenti, a tutto quello che abbiamo appreso all'interno della nostra famiglia, non è quello che oggi serve, nel senso che come i nostri papà trattavano le nostre mamme, il livello di rispetto, il ruolo all'interno delle famiglie a volte va modificato. Questa cosa si chiama cambio di paradigma. Ogni uomo deve rianalizzare quello che ha appreso all'interno della propria famiglia e possibilmente acquisirne consapevolezza e cambiare. Ecco, ci può dire qualche atteggiamento pratico che va cambiato? Per esempio pensare che i piatti li lavano solo le donne, pensare che una donna è giusto che guadagni di meno, pensare che ruoli apicali o chi comanda o chi decide debba essere sempre un uomo. Dobbiamo a pieno titolo pensare che le donne possano decidere, dirigere e avere importanti ruoli nella società.